Nel 123 a.C. Flaminio, colui che era un console romano che costruì la famosa via Flaminia, si fermò davanti al fiume Tagliamento, è arrivato qui perché si mangiava bene e si pagava poco di candele, e quindi in qualche maniera ha creato due castelli a sinistra, a destra del Tagliamento, due famiglie che hanno dato poi il nome a Valvasone, il paese dove siamo, e a Sedigliano dall'altra parte, si sono insediate e via così è nata anche Valvasone, dove noi siamo in provincia di Pordenone. È vero, console Flaminio? Sì, sì, sì. Si pagava poco di candele anche 2000 anni fa? Poco, da 2 anni fa, sì. Sì, poco, benissimo, beva poco vino. Allora, attenzione, spostiamoci di qui, grazie, poi lo presentiamo perché è un vecchietto in gamba, gli faremo anche un applauso. Allora, non faccio neanche la domanda se si paga poco o si paga molto di bollette, cioè se lei è d'accordo o no, perché mi sembra di capire che Vox Populi, qua siamo tutti un po' d'accordo sul fatto che si paghi molto, sì, ma non tanto di consumo quanto di... Quanto di tasse. Allora, facciamo vedere questo conticino che si è fatto a casa. Ecco. Questo è il conticino, questo è la spesa di un anno, questa è la spesa di imposta erariale sulla quale poi paghiamo... Allora, diamo le cifre. Allora, facciamo un esempio pratico, guardi, l'aiuto io, mi guardi un attimo. 150.000 lire al mese lei spende, giusto? Mediamente 150.000, perché qui abbiamo un clima freddo. Questa bolletta che ho qua è di 1 milione per 2 mesi. Sì, però su 150.000 lire al mese io voglio arrivare a questo perché devo far parlare altre persone. Sono 80.000 all'erario paghiamo 80, il 24%. Il 24% di IVA paghiamo, ma di IVA sulle 150 più l'erario altre 20%. Su 150.000 lire lei paga quasi 80.000 lire di tasse. Più del 50%. Quasi il 50%. Quindi non siamo molto d'accordo. No, io sono disposto a pagare anche di più per riscaldarmi, perché è vitale, perché io da povero pensionato come i miei colleghi in zone più fortunate, va bene, qui devo pagare molto, devo spendere molto, perché il metano ce ne vuole molto, perché qui fa freddo. Anche se siamo a soli 60 metri sul livello del mare. Allora, aspetti un attimo perché vado anche da un signore, eccolo qua, scusi, passiamo davanti a questa signora, mi perdoni, ma che costume indossa? È un abito friulano del metà del Settecento, delle zone di Tolmezzo. Ah, bellissimo, grazie. Grazie, posso baciare, faccio... Grazie. Allora, attenzione, passiamo da toni meno accesi a toni un po' più accesi. Sì, è senz'altro, perché guardi, non si può spendere così. 155.000 lire di bolletta, sì. 79.000 allora, aspetti un lire attimo, di consumo. facciamo vedere questa bolletta, c'è una bolletta. Certo. Ecco, lei è il signore del 2% di Moro, Certo, no? certo, io ho sempre fatto... Allora, lei un giorno si rende conto che deve pagare la bolletta, di quanto? Esatto. Qual è la bolletta? Questa, di Di 150.000 lire. Ma io E va un giorno dopo a pagarla. pago un giorno dopo. C'è il timbro qui, nel Certo. Scadenza 15, 15,2, pago il 16. paga i 16. Alcuni mesi dopo mi arriva una successiva bolletta con l'addebito degli interessi, 2%. Che di solito è semestrale. Ma il 2% è un tasso che può andare bene per il semestre. Per un giorno di ritardo. Per un giorno di ritardo. Bisogna considerare che io ho sempre pagato con la massima regolarità in precedenza, quindi la Telecom dovrebbe tener conto di questo, no? Certo. Ecco, si faccia vedere, guardatelo. Certo. È un signore simpatico, dignitoso. Ma sì, il 2% ma la Telecom non tiene in considerazione la faccia dei suoi clienti. Ecco, non la tiene in considerazione, mi dispiace. Garrani mi dice dallo studio che non la tiene. Allora attenzione, io le ridò queste bollette, se c'è qualcuno che vuole dire così di suo sponte qualcosa, lei vuole dire qualcosa, venga avanti. Tutti con la bolletta in tasca a Valvasone, ma è... Il discorso è semplice, È semplice. Vedere del 99. Ecco, quante ne ha? 2001, 3. E abbiamo sempre lo stesso discorso. Si Sì. paga 65.000 lire di scatti, però di tasse 75.000, praticamente 65% di tasse su una telefonata. Sì, Quindi cerchiamo di capire, sono le tasse che uccidono. Che in effetti. uccidono e le bollette che uccidono sono le tasse, noleggi, tasse e tutte quelle robe lì. Certo. E il costo dei scatti è 55. Infatti 55.000 lire, 55.920 e 75.080 fra noleggio, erario, tasse, IVA, eccetera. Mi sembra E abbastanza. poi un'altra roba, hanno diminuito anche il tempo dei scatti, no? Questo è stato il discorso, del 99 un minuto, del 2001 30 secondi, non è mica giusto, e paghi di tante tasse. Ora, diminuisce le tasse, aumenta magari un po' il canone, ma lasciami anche parlare.
Cioè, diminuisci le tasse, io poi spendo anche di più di consumo, lasciami perché parlare. voglio parlare. Voglio parlare. Però se mi bloccano le tasse non parlo. Non parlo no, perché non posso, no? Certo, allora la signora della busta blu, venga signora Longari, venga qui. Venga qui con me. Allora si metta qui di fianco a me. Dentro questa busta c'è un'altra verità. La possiamo aprire, signora Longari? Sì, sì, No, sì. come si chiama veramente? Daisy. Daisy Longari? No. No. No, vabbè. Allora, attenzione, apriamo la busta, lo faccia lei. Perché tutti sono venuti riforniti di prove, di dati, di bollette. Allora, lei mi voleva raccontare quale tipo di storia? Allora io ho qui la prova, diciamo, che Sì. si paga un'imposta sulla imposta. Cioè, qui abbiamo... Quello che lei non trova giusto Non trovo è che si giusto. paghi l'imposta sull'imposta. Ad esempio, con i dati alla mano. Qui, imposta erariale 226.000 euro. Esatto. Poi qui abbiamo IVA. Cioè lei ha un consumo reale di 394.000 lire. Pago Un importo di quota fissa di 30.000 lire, fin lì va bene, un po' altino anche questo. Su queste 226.000 lire Di che sono tasse. un'imposta, pago Sì. un'altra imposta del 20%. Quindi 226.000 lire è l'erario, no? L'imposta Esatto, erariale in base sì. al consumo. Sì. Poi paga il 20% anche su questa imposta, Esatto. oltre che sulle 300.000 di Esatto, consumo. esatto. E quindi andiamo a pagare quasi il 70%, diciamo, Vabbè. di tasse su Sì. un consumo di 300.000 lire. Quasi spende più di tasse che di consumo. Esatto. E questo è un mistero doloroso, in effetti. A me E non questo sembra sì, non molto si capisce come mai uno spenda 300.000 lire. Ecco, io vorrei in questo momento chiudere, Sì, se grazie. poi vi ridò la linea e riapriamo anche con un altro signore che ha qualcosa da dirci, con il console Flaminio. Allora, si paga troppo di tasse, è vero o no? Sì, Sì. tanto. No, come si chiama veramente lei, a parte gli scherzi? Gino. Gino. Ciseli. Allora, io chiudo con il signor Gino che pagava 2000 anni fa come console Flaminio poco di candele, paga tanto adesso però perché è pensionato. Sì. Allora io vorrei fare un applauso ai pensionati perché qui a Valvasone non si capisce come facciano a pagare queste bollette perché è poca la pensione e sono tante le tasse. Ecco, facciamo un Grazie, applauso Furio. a noi pensionati. Ci risentiamo dopo. Tempo di collegarci con Furio Busignani per un saluto. Furio? Sì, sono sempre qui, io vi saluto da Valvasone e il comune paga le bollette? Paga le bollette come tutte le altre società, non ha alcun sconto e il costo ricade poi su tutti i cittadini. Benissimo, lei fa l'ambulante? Faccio l'ambulante, ci sono comuni che chiedono anche 400.000 lire per Di di pulizia annuali. Lei cosa vende? Fiori artificiali E non sporca. sporca, benissimo. Allora, attenzione, lei è la postina di Valvasone. Sì. Che faccia fanno quando consegna la bolletta? Ah, terribile. Terribile. Sì, ogni tanto accade anche che quando ricevono la quarta bolletta mi dicono no, non è mia, porta la mia sorella, porta la mia Ma come? cognato. C'è il suo nome sopra. Allora, consegni le bollette e colga l'occasione? Sì, posso? Sì, le dia qua, signore, in piazza. Ecco, benissimo, cosa abbreviamo il devo suo lavoro. Noi vi salutiamo da Valvasone, è tutto. Arrivederci. Grazie, Furio. La soluzione, Ciao, Furio. scusa Ilaria, solo questo. La soluzione per i giovani di Valvasone è questa, la dica. Il mio progetto è sposare il figlio del ministro delle telecomunicazioni Cardinale. L'unica soluzione per i Per giovani. pagare di meno, ciao! Allora, grazie Furio. E tutti i tuoi